Mandi, un Grant Mandi ad Uc. Eccoci qua di nuovo. Eh, Ho pensato di fare questa diretta, spero breve, a mente fredda, staccandomi un po' dalle ultime notizie che abbiamo visto sulla stampa ormai più di qualche giorno fa. Mi sono preso un po' di tempo per cercare di riflettere su un argomento molto delicato che è quello del riconoscimento e della tutela della lingua friulana per come è stata portata avanti in questi anni, in questi decenni. Quest'anno, nel 2024, ricorrerà il 25° anniversario dell'entrata in vigore della legislazione statale di riconoscimento e tutela, ed è tempo anche di fare un po' un bilancio su quelle che sono state le politiche linguistiche portate avanti da vari attori pubblici e anche privati che insomma stanno tentando sostanzialmente di evitare l'estinzione di un popolo, di fatto, perché questo è il concreto rischio. È in serio pericolo di estinzione la cosiddetta Marilenghe, no? Questa è la realtà, a mio modo di vedere. Stranamente ho notato sulla stampa, soprattutto ultimamente, sulla stampa locale, sia essa quotidiana ma anche periodica, questo su input anche degli enti pubblici che istituzionalmente si occupano di tutela e di promozione della lingua friulana, ho visto una tendenza a ridimensionare questi rischi, a guardare il bicchiere non mezzo vuoto ma mezzo pieno, a diffondere un clima quasi tranquillizzante, ecco, su queste tematiche. Io personalmente ho grosse perplessità, ecco, grosse perplessità che non sono solo personali, ma voglio dire, le ho viste condivise anche da parte di molti sui social, ad esempio. Non si tratta solo di commenti a caldo, perché nel momento in cui i sondaggi che vengono diffusi parlano di 444.000 parlanti attivi, è difficile parlare di una tenuta. Ecco, difficile parlare di una tenuta perché? Perché quasi 25 anni fa, negli anni 90 del secolo scorso, ecco, all'inizio del nuovo millennio, il Ministero dell'Interno stimava i parlanti attivi della lingua friulana in circa 600.000 cittadini residenti diciamo nel Friuli, anche friulanofono. E si trattava sostanzialmente all'incirca della metà della popolazione regionale di allora, facendo riferimento a tutta la regione autonoma Friuli trattino Venezia Giulia. Ebbene, attualmente per predicare, a mio modo di vedere, infondatamente la conservazione di questo rapporto fatidico di metà rispetto al totale della popolazione residente, in relazione ai frulanofoni, bisogna restringere l'ambito territoriale di riferimento. Ed ecco che da tutta la regione autonoma si passa esclusivamente al territorio zonizzato quale frulanofono, perché nel momento in cui si deve cercare di giocare con i numeri, bisogna modificare qualche dato per riuscire a continuare
dopo 25 anni, a portare avanti un discorso che in realtà si rivela sostanzialmente infondato. Ecco, sono state date in pasto alla stampa alcune anticipazioni, ecco, di questi dati molto succinte. Valuteremo anche più avanti una pubblicazione più completa e più analitica. Sin da subito un altro elemento che mi sembra sia stato messo è quello relativo alle più giovani generazioni, perché penso sia un dato di esperienza ampiamente condiviso, il dato ampiamente negativo della sempre più bassa diffusione di parlanti attivi tra i giovani, ad esempio. E questo veniva confermato anche da recenti sondaggi pubblicati qualche mese fa. È chiaro che ultimamente, qualche giorno fa, un altro escamotage che viene insomma tentato per, come dire, quasi imbonirci, forse una parola troppo forte, ma rende l'idea, cioè nel tentativo di indorare la pillola o comunque mettere in evidenza gli aspetti positivi delle notizie, è ovviamente il tentativo di far leva sui parlanti anche passivi, cioè sui, come dire, sulle persone che sono in grado comunque di comprendere la lingua friulana. Voglio dire, è un contentino che lascia il tempo che trova, è, come dire, come dire, un ragionamento molto parziale, quindi a mio modo di vedere zoppicante, perché non basta una mera capacità di comprensione, una mera competenza passiva per riuscire a, come dire, intitolare automaticamente anche quella fetta di cittadini, diciamo, alla comunità friulanofona. Certo, la comunità friulanofona deve essere aperta, deve comunque aprirsi a tutti coloro che possono essere autenticamente sensibili alla sua preservazione e perché no alla sua crescita, al suo sviluppo anche futuro, questo a tutti i livelli, però insomma non è che possiamo nasconderci dietro un dito, siamo in crisi e fino a che non si prenderà atto del fatto che abbiamo perso, anche dando per buono questi sondaggi, abbiamo perso circa un terzo dei parlanti attivi, dei frulanofoni attivi in 25 anni, e ciò nonostante la entrata in vigore della legislazione di riconoscimento e tutela, non posso dire di promozione perché è una legislazione, almeno quella statale, davvero minimale, poco più che simbolica, ecco, nonostante l'entrata in vigore di queste nuove normative 25 anni fa, in questo quarto di secolo abbiamo perso un quarto dei frulanofoni attivi, dato a mio modo di vedere allarmante, che dimostra quantomeno l'inefficacia dell'attuazione molto ostacolata, molto osteggiata, molto parziale, molto limitata, che ha ricevuto a macchia di leopardo, non in tutti i settori, non allo stesso livello. Abbiamo già dedicato molti video, per esempio, all'annoso pluridecennale gravissimo problema
del friulano in Rai, soprattutto nella radiotelevisione pubblica e soprattutto a livello televisivo e soprattutto a livello di informazione periodica. Per fare solo un esempio di settore anche pubblico di importanza strategica nel quale la lingua friulana sostanzialmente è rimasta esclusa, nonostante da quasi 25 anni ormai sia in vigore anche una legislazione statale di tutela, ma si potrebbe citare per esempio anche il settore scolastico, anche nell'ambito della scuola dell'obbligo, perché ad esempio nelle scuole medie, non solamente superiori ma anche inferiori, si è fatto ben poco finora per quanto riguarda l'introduzione, diciamo, stabile, effettiva, concreta, regolare, insomma, del friulano. Fare solo degli esempi, ecco. Dopo un quarto di secolo dobbiamo prendere atto che veramente il clima dovrebbe essere rappresentato, a mio modo di vedere, come dire, a tinte un po' più fosche. Ecco, sicuramente non siamo ancora morti, sicuramente non mancheranno gli elementi di speranza, perché sì, è chiaro che non possiamo demoralizzarci completamente, è chiaro che nella lotta per la sopravvivenza dobbiamo comunque consolarci in qualche modo per non mollare. Tuttavia, sì, a mio modo di vedere non possiamo nemmeno illuderci che insomma non ci siano problemi e vada tutto bene, insomma. Anzi, ripeto, se dai 600.000 friulanofoni attivi stimati dal Ministero dell'Interno negli anni 90 siamo passati a 450.000 circa attuali, stando a questi sondaggi, anche volendo dar per buoni insomma, questi dati, ci rendiamo conto che procedendo con questo ritmo la nostra lingua propria è insomma uno degli elementi più caratteristici di quella che è l'identità friulana o almeno friulanofona, è destinata a sparire fra 75 anni, se non prima. Per cui volendo concludere, è forse ora che la politica, soprattutto regionale, invece di concentrarsi solo su Trieste o spendere, espandere i fondi pubblici provenienti dalle tasse dei friulani e anche dei friulanofoni in, come dire, iniziative insomma, di dubbio rilievo e di dubbia utilità, almeno per il Friuli, per il friulano, perché si sa che il grosso della spesa pubblica regionale è concentrato nell'angolino in basso a destra di questa regione pseudo-autonoma, prima mai nata e poi malnata, che ha molti difetti genetici. Ecco, forse è il caso che la politica regionale, invece di riconoscere alla tutela e alla promozione della lingua friulana le briciole del bilancio regionale, forse è il caso che, come dire, spenda di più e soprattutto spenda meglio su chi
è in serio pericolo di estinzione, ma questo non lo diciamo noi, lo dicono anche le classificazioni linguistiche internazionali ormai. Quindi sì, diciamo noi, non è una nostra invenzione, non è un gridare al lupo senza un rischio concreto. Siamo in pericolo per la nostra stessa sopravvivenza e quindi non si può continuare a dormire sonni tranquilli come vorrebbe la nostra stampa, che invece di far da cane da guardia al potere è sempre più allineata nel diffondere le veline gradite, come dire, ai nostri governanti, alla giunta regionale e a chi fa il loro gioco, ecco. Insomma, l'appello deve essere a un risveglio generale, insomma, del Friuli e della comunità friulanofona per, come dire, superare questo torpore, vincere la tentazione di adagiarsi sugli allori guardando al bicchiere mezzo pieno, perché in realtà il bicchiere, in realtà, almeno dal mio punto di vista, è mezzo vuoto e rischia di svuotarsi davvero nel giro di qualche decennio. Per cui stiamo morendo. Prima ne prenderemo atto e prima, pienamente consapevoli della gravità della nostra attuale situazione, correremo ai ripari. Per cui la giunta regionale più triestinocentrica di tutta la storia di questa regione e l'assessore competente Roberti, perché l'assessore competente alle comunità linguistiche minoritarie è un triestino che non è riuscito a farsi riconfermare nemmeno nella sua città. Ecco, forse è il caso che si accorgano di tutti questi problemi gravi, gravissimi, di vita o di morte, nel vero senso della parola, per un intero popolo e insomma si degnino di prestare magari maggiore attenzione, magari non solamente al capoluogo regionale, ma anche a quello che alcuni politici triestini di un tempo chiamavano spregiativamente il contado friulano, che ha una sua storia, ha una sua dimensione anzitutto geografica, ha una sua identità sempre più deformata, annacquata in questo esperimento transgenico e fefugino che in così pochi decenni è riuscito a fare così tanti danni, e avrebbe addirittura una sua lingua propria. Ecco, ci rendiamo conto che vi sono forti resistenze geopolitiche da parte di chi comanda in regione, un tempo dietro le quinte, attualmente senza più nemmeno salvare le apparenze, nell'investire in maniera seria, in maniera considerevole e soprattutto diciamo più redditizia, ecco, con una resa maggiore su queste tematiche qui, ma ne va della stessa autonomia regionale, perché ormai solamente il plurilinguismo regionale è l'unica ragione giustificativa oramai superstite, forse ancora per poco, per quello che è il regime differenziato di autonomia speciale attualmente riconosciuto a questa regione finché durerà, perché ormai siamo veramente malmessi. Voglio concludere comunque con un ultimo appello a tutti i friulani
e a tutti i friulanofoni affinché non desistano dal tenersi vicini, diciamo, come dire, a un elemento così qualificante della loro anima, della loro personalità, della loro identità, e soprattutto si impegnino anche a trasmetterla a chi verrà dopo di noi. Non possiamo non pensare anche ai giovani. E mandi a Duccia.